Agrigento si sgretola, dal crollo del palazzo Lo Iacono Maraventano alla cattedrale che rischia di scivolare giù a valle, sino al recente cedimento dell'asfalto in via Poggio Mucello, dove un giovane a bordo della sua Toyota Yaris è letteralmente sprofondato nella strada, incastrando la ruota della sua auto in una buca profonda oltre 50 centimetri, per non parlare del nauseabondo odore che fuoriesce in prossimità di via Capri a causa del cattivo funzionamento delle fogne. Insomma, è ora di rimboccarsi le maniche per chi di competenza. Agrigento deve essere rivoltata come un calzino. È necessario un vero ed incisivo intervento, un restauro che coinvolga non solo la città e il suo cuore antico, ma anche i suoi quartieri satelliti. Villa Seta e Monserrato sono quelle zone maggiormente colpite dall'incuria. Il consigliere comunale dell'MPA, Francesco Picone, ha posto un'interrogazione nella quale punta i riflettori principalmente sul degrado che affligge Monserrato, in particolare prendendo spunto dalle numerose lamentele pervenutegli da parte dei residenti del popoloso quartiere riguardanti le numerose problematiche mai definitivamente affrontate e risolte dall'amministrazione comunale. Sono state evidenziate la totale assenza di segnaletica stradale orizzontale e carenze in quelle verticali, la mancanza di un'adeguata toponomastica, soprattutto nelle vie principali del quartiere, svincoli ed innesti pericolosi, sprovvisti tra l'altro di limitatori di velocità, un manto stradale quasi totalmente dissestato con enormi buche e tombini sopraelevati ed ancora la presenza di erbacce in tutti i marciapiedi e rotonde stradali, per non parlare della presenza di palme nei marciapiedi grandi a tal punto da non consentire il passaggio pedonale. La somma di queste questioni rappresentano un limite invalicabile per il regolare svolgimento della vita a Monserrato ed è per questo che il consigliere comunale Francesco Picone ha chiesto ufficialmente all'amministrazione comunale quali misure intende adottare per far fronte a questa incresciosa situazione che affligge ormai da troppo tempo la zona.